Buonasera a tutti e benvenuti a Gong. Avete potuto ascoltare l'argomento di questa sera, è un argomento molto interessante. Noi interrompiamo la nostra tradizione politica perché siamo in attesa delle ultime battute prima della formalizzazione necessaria alle liste. Bene, abbiamo voluto fare questa pausa che peraltro, se vogliamo, è una pausa politica anche questa, perché riteniamo che l'argomento sia di grandissima importanza ed è giusto parlare di queste cose, ed è giusto soprattutto registrare ed ascoltare i pareri contrastanti. Questa sera, che sono tanti, questa sera lo facciamo con Tonia Monte, che è psicologa e psicoterapeuta, è la prima volta che è nei nostri studi e di questo la ringraziamo. Lo facciamo con Adriana D'Amico, che non è la prima volta che è nei nostri studi, è anzi addirittura veterana, tra virgolette, dei nostri studi, è stata assessore, chi non lo sa, e io la considero un'esperta della materia, anche se la pensa in materia diametralmente opposta rispetto alla mia, ma io non conto perché in questo momento faccio soltanto la conduttrice. Abbiamo Giovanna Barca. Io vorrei dire avvocato, lei vuole che io dica avvocata, insomma è quella cosa lì e tante altre cose che ci dirà lei. Va benissimo, altre buonasera. funzioni mi pare, vero? Lei sì, ha altri incarichi? Io sono socia dell'Osservatorio sulla famiglia alla sezione di Caserta e volontaria consulente del CAM Telefono Azzurro di Napoli. Benissimo, noi la ringraziamo di essere qui, che anche per lei è la prima volta, sì, e sicuramente ce ne saranno tante altre. E poi ancora una vecchia conoscenza che non vediamo da tanto tempo e che salutiamo con grande piacere, che è l'avvocato Adolfo Ringrazio Russo. e ricambio il piacere. Bene, allora, il cappello la dice lunga ma non dice troppo, anche perché forse ci sono delle imperfezioni sull'informazione riguardo questa sentenza della Cassazione, che sicuramente non fa giurisprudenza, si dice così, ma è applicata ad un caso che probabilmente non poteva avere un'altra soluzione. Però l'argomento che ci interessa è proprio quello, sentire ed ascoltare, vedere come la pensiamo tutti su questo argomento assolutamente scabroso, ma scabroso perché è difficile, non perché non sia affrontabile e non sia un buon argomento, l'adozione dei bambini da parte di coppie gay. Io do subito la parola ad Adriana e starò in religioso silenzio fino alla fine. Un po' difficile. No, alla fine dirò qualcosa, ma insomma, un po' difficile, ma insomma, tenterò. Allora, io approfitto di essere la prima a prendere la parola, intanto per salutare i telespettatori di Teleluna che effettivamente in buona parte mi avranno visto altre volte, perché è sempre un piacere intervenire in questo studio televisivo per affrontare gli argomenti più vari di attualità e di rilievo sociale, di rilievo culturale, politico e via dicendo. Approfitto di essere la prima ad intervenire perché vorrei intanto fare un attimo il focus sul reale significato di quella che è stata la sentenza dei giorni scorsi della Cassazione, perché come purtroppo spesso capita nel nostro Paese in realtà si è fatta tanta confusione. Non a caso siamo qui a parlare di adozione per coppie omosessuali. In realtà la sentenza della Cassazione che ha mosso un po' tutto questo rumore non parla assolutamente di adozione, è semplicemente una sentenza con la quale la Corte di Cassazione conferma ad una madre l'affido del minore che le era già stato affidato e in affido esclusivo alla madre che già aveva. Quindi il fatto che poi la madre sia occasionalmente una persona che convive con una persona dello stesso sesso è assolutamente estranea al precedente affido già avuto. Perché c'è entrata la materia della coppia omosessuale? Perché il padre del minore aveva opposto l'eccezione che la madre non potesse più esercitare questo affido esclusivo in quanto il fatto che c'era una convivenza di tipo omosessuale era un danno per il minore stesso. In realtà la Cassazione ha semplicemente detto che fino a che non si dimostra il danno per il minore non si poteva entrare differentemente nell'ambito del rimaneggiare, del rivedere una sentenza già precedentemente emessa e un fatto già acquisito. Detto questo, forse in maniera anche un po' confusionale, volevo essere sintetica, forse non ci sono riuscita. Posso dire solo una cosa? Sì. Perché sennò magari poi mi dimentico, solo per cui non è che ti voglio interrompere. Quando la Cassazione dice
non è accertato il danno del minore, quindi non possiamo entrare nel merito, aspettiamo che il minore riceva il danno. Mi sembra tanto, non in questo, mi sembra tanto come quando viene denunciato, ed è successo, viene denunciato lo stalking da parte di qualcuno nei confronti di una donna, ed 1, 2, 3, 4, 5, 6, la donna viene accoltellata in mezzo alla strada, a quel punto si muovono tutti. No, no, Francesca, non credo che ci sia un frainteso, Sì. e ci sono d'altra parte appunto persone che molto più di me masticano il loro mestiere, la loro professione, quella del diritto, quindi possono essere più chiari ed esaurienti. Qua il concetto non è aspettare che avvenga un danno, il concetto era che si chiedeva di togliere il bimbo alla madre in quanto si dichiarava, senza dimostrarlo, che c'era una situazione di pericolo di disagio per questo bambino. In realtà la sentenza qual è stata? Se non mi parlate di quale disagio si va, io come faccio ad affermare che ciò è vero? Quindi è puramente questo, è un fatto che certamente i nostri amici avvocati sapranno spiegare in maniera molto più chiara di me. Io comunque volevo cogliere questa occasione proprio perché la prima cosa credo che dobbiamo puntualizzare, dobbiamo dirci tutti insieme, è che veramente sarebbe tanto importante nel nostro Paese che davanti ad argomenti importanti, fondamentali, che attengono alla vita di tutti quanti noi, alla vita intima, alla vita sociale, alla vita nel caso specifico di soggetti di minori, dovremmo essere sempre estremamente rigorosi. E un primo appunto va proprio alla tua categoria, l'informazione. L'informazione che cosa ha fatto? Ha fatto un grande strombazzare di sentenza che parlava delle adozioni a coppie omosessuali. Hai ragione. Non è vero. E questa cosa però ha dato il là per, come al solito, per far esplodere posizioni di tipo ideologico. Posizioni come spesso e troppo spesso accade da noi, l'un contro l'altro armati, chi difende e chi offende. Sì, in realtà ben pochi hanno colto l'occasione per affrontare il discorso in maniera, credo, più logica, cioè con il buon senso, con una assoluta onestà intellettuale, apertura intellettuale, atteggiamento scientifico, cioè di studiare la realtà. Per Siamo stati scientifico bravi intendo noi questa questo, sera, perfetto. vero, invitarvi qua? E vedere sempre quello che poi è l'interesse del bambino, del minore, mai i nostri interessi o i nostri pregiudizi. Certo. Quindi l'occasione che ci dà stasera secondo me è proprio importante, e il richiamo fondamentale a noi stessi, a me per primo, è quello sempre di porci davanti a questi argomenti con la massima lucidità, ma anche con la massima apertura mentale, con la massima onestà intellettuale possibile. E credo che stasera ci dai l'occasione per farlo. Sicuramente, poi mi spiegherai quando ci sarà l'intervallo, perché quando hai detto pregiudizi mi hai fissato. Non lo so. Poi me lo dirà. No, Poi me non lo ti ho dirà. fissato perché ho detto Mi hai no. fissato No. malevolmente, devo dire la verità. No, infatti, Lei non, c'ha i non è, pregiudizi. no, non è vero, Detto assolutamente. questo, io vorrei porre anche questo quesito. Nessuno di noi, credo ormai, voglio dire, siamo cresciuti, con molta difficoltà siamo cresciuti, però abbiamo cercato di farlo. Ognuno è libero di essere, vivere, amare, credere, non credere. Ognuno è libero veramente, arbitro di se stesso. Quindi io penso che dire oggi sono contrario ai gay sia veramente un atto di deficienza mentale. Non è questo il punto. Però si ripropone alla mente, alla nostra mente, tutto il vecchio problema che credevamo di avere risolto quando una coppia gay desidera, ed è, voglio dire, legittimo da parte loro, vuole adottare un bambino. Io credo che in ognuno di noi, e chi è la persona alla quale non si mette in moto questo meccanismo, per me è già un marziano, quindi è distante anni luce da me. Io credo però che invece, stando con i piedi per terra, noi tutti, credo che almeno per un momento drizziamo le antenne e ci poniamo il problema. Forse ci poniamo soltanto un problema egoistico, però diciamo crediamo in buona fede di porci il problema del bambino, del bene del bambino, della crescita del bambino, e io credo che ognuno di noi abbia un minimo di dubbio, no? Sulla bontà di questa scelta. Per esempio, io lo chiedo a te, Adriana, ma il bambino che vive in questa società
che non è una società perfetta, è tutt'altro che perfetta ed è molto, meno male certo, meno male fino a un certo punto. Non è una allora dico così, non è una società che tenga poi conto tanto l'uno dell'altro. Un bambino che cresce in questa società, abituato dall'asilo alla scuola elementare a vedere i bambini accompagnati a scuola, faccio l'esempio più banale, da madre e padre, non credi, tu sei un medico, non credi che possa avere dei meccanismi mentali diversi o conflittuali rispetto a quello che è il mondo esterno? Non credi che possa subire un impatto che forse sarebbe meglio che non subisse nel momento in cui si rapporta col mondo esterno? O forse tu sei convinta e ritieni che il bambino, se ben allevato, io parto dal presupposto che se una coppia gay, pur conoscendo le difficoltà a cui va incontro, decide di adottare un bambino, sia sicuramente una coppia che lo alleverà meglio di noi. Io sono disposta anche a dire questo, perché ha una maturazione diversa dalla nostra. La nostra è più istintiva, la loro forse è più ragionata. Quindi ho fatto una conquista io per dire questo, non hai idea su me stessa, ti prego di tenerne conto prima della condanna. Ecco, però con tutto ciò, non credi che il bambino comunque, pure ben tutelato, possa risentire in maniera più o meno violenta, secondo la personalità del bambino, di questa realtà diversa che lui vive rispetto a quella degli altri? In effetti stai ponendo appunto quello che dicevo prima, l'interrogativo che, e questo sì è utile per tutti quanti noi, ci dovremmo porre, cioè cercare di affrontare quelle che sono delle nuove realtà, perché ovviamente siamo comunque in una società in evoluzione, involuzione per tanti versi, ma comunque dinamica, che cambia, che varia e che ci presenta ci impone di confrontarci con situazioni, con realtà, con modalità, con approcci alla vita ben diversi da 10 anni fa o dal secolo scorso e anche dalla nostra età più giovanile. Ecco, proprio per l'onestà intellettuale di cui parlavo prima, io non ho nessuna difficoltà a dire che proprio in prima persona, mentre non ho il minimo dubbio circa la necessità che la legge dovrebbe consentire, ma senza stare lì a combattere ancora per chissà quanto tempo, dovrebbe consentire il matrimonio omosessuale perché si tratta di prendere atto e di garantire degli stessi diritti indipendentemente da discriminazioni in base al sesso, eccetera. Io sono la prima che si è interrogata e si interroga sull'argomento di cui stiamo trattando, quindi la domanda che tu mi poni, non pensi che ci si debba chiedere o non viene anche a te istintivo un momento di riflessione? Certo, a me viene, sono la prima e non l'ultima, nonostante ecco, in maniera forse pregiudiziale qualcuno potrebbe pensare, conoscendomi, che io a priori abbia già una mia risposta definitiva. Io ne ero convinta, per Vedi? Esempio. Allora torniamo al pregiudizio di cui prima. Allora, non ho una risposta definitiva, però ho una tendenza a rispondere, almeno per quanto mi riguarda, e non ho la presunzione di poter dare effettivamente poi una valenza molto pregnante al mio modo di vedere, però francamente da anni, da tempo mi sto ponendo questo interrogativo e sto maturando l'idea che realmente man mano che ci penso di più, man mano che prendo atto che è un qualcosa che non è ex novo, ma rientra ormai nella vita, nella realtà, nell'esperienza di tante situazioni, anche di tanti paesi, tante altre nazioni, e quindi ci si comincia ad abituare a guardare in maniera più semplice, più immediata, con meno meraviglia, insomma, a questo tipo di nuova realtà. Mi sembra che comincio a vedere come è tutto molto più naturale. Allora, detto questo in maniera molto semplicistica e semplice, proprio perché è una mia riflessione personale che faccio qui insieme a voi, vorrei tornare al concetto che credo ci debba guidare nell'affrontare le dinamiche della nostra società. Cioè, effettivamente noi dobbiamo abbandonare qualsiasi stereotipo, qualsiasi pregiudizio. D'altra parte, guarda sempre me, però. No, guardo te perché sei la nostra conduttrice, perché sei la padrona di casa. Mi farà venire i complessi. No, intanto per esempio uno stereotipo da abbandonare
è che famiglia normale, tra virgolette, quindi mamma, papà, 1, 2 o più figli, sia automaticamente di per sé stessa una cosa buona. È nelle famiglie che noi abbiamo, e torniamo ai minori, il minore maltrattato, il minore abusato, è nelle famiglie che noi abbiamo, noi donne, colui che spesso ci uccide. Allora, io pensavo a questo quando ho detto probabilmente li alleveranno meglio di come bene, sappiamo allevarli allora, noi, per se carità. riusciamo a scrollarci di dosso gli stereotipi, a guardare la realtà non solo nostra, fuori la nostra porta di casa, perché ormai il mondo veramente da tanti punti di vista è globale, quindi ci impone di prendere atto anche di quello che avviene oltre la nostra frontiera, quindi guardiamo la realtà in maniera scientifica, quando per scientifico intendo vederla per quello che è, non per quella che vorremmo, prenderla per quello che è oggettivamente. E allora mano a mano credo che molto più semplicemente ci si possa abituare all'idea e quindi essere più logici. Di fatto sappiamo di esperienze in tanti altri paesi in cui il matrimonio omosessuale è ormai nella legislazione e la possibilità anche di adozioni da parte di queste coppie è acquisita, dove pare che statisticamente i bambini che vivono in una coppia, insieme ad una coppia omosessuale non siano statisticamente svantaggiati rispetto agli altri che vivono in altre famiglie con tutti i loro problemi e la varietà di famiglie buone, cattive e intermedie. Allora con questo atteggiamento credo che sia molto più logico approcciare i problemi, certo non di facilissima soluzione, non immediata, ma intanto ci si possa incamminare anche su un percorso più rapido, perché se ci scrolliamo, se ci buttiamo alle spalle il macigno dello stereotipo, quello che ci blocca, siamo più liberi e liberamente possiamo discutere, guardare la realtà, prenderne atto e cercare effettivamente di trovare delle soluzioni anche socialmente più valide che rispettino veramente il diritto di tutti quanti. Bene, noi ci fermiamo qualche minuto per la pubblicità e restate con noi. Avete ascoltato, insomma. Abbiamo ascoltato. Tu volevi dire qualcosa? Sì, è chiaro quello che ci hanno detto i nostri concittadini, è normale, insomma, uno specchio è un campione, perfetto. Devo dire anche perché mi piace dire le cose come sono, noi in genere giriamo un po' di più, quella mattina c'era una tempesta terribile, Infatti. quindi diciamo è stato localizzato al corso. Va bene. No, io volevo tornare... Però, voglio dire, una campionatura abbastanza varia. Ma anche se vai a Via Roma, penso sia la stessa cosa. No, infatti, un po' triste pensare che viviamo in una città così chiusa, con un po' di confusione generale anche a proposito di corti. Ma non credo proprio che sia un fatto di toponomastica, in fondo è uno specchio della nostra realtà. A Filadelfia? Nel famoso film con Tom Hanks ma e la sono passati Filadelfia. un po' di anni. Ma è la Filadelfia però. Poiché credo che il tempo cominci a stringere, volevo ritornare un attimo su un discorso che tu hai affrontato, cioè buttiamole in politica, e mi sembra più che giusto. No, non buttiamoli in politica. No, aspetta, scusami, nel senso che volevo tornare, mi sembra fondamentale, tanto più siamo in un periodo preelettorale, quindi veramente ognuno di noi è sollecitato a pensare politicamente, se per politicamente la scelta delle regole e delle opzioni di un vivere collettivo, giusto? Dicevi anche, volevo tornare su quello che tu hai detto, destra, sinistra, queste grandi crociate. Ebbene, e specialmente noi donne, poi proprio sulla nostra pelle, credo che abbiamo sempre subito il fatto che poi nel nostro Parlamento si sono fatte le grandi crociate, però attenzione, poi alla fine si è arrivati sempre a mediare sui temi etici in funzione di convenienze di tipo politico e di schieramento. Verissimo. Allora, questo è uno dei tanti argomenti, gli argomenti cosiddetti etici, ma per etico chiaramente io rifuggo da uno stato etico, ma penso sempre a quello che attiene all'intimo umano delle persone, sono quelli sui quali noi italiani, elettori italiani, dovremmo pretendere che le forze politiche che si presentano e i nostri futuri parlamentari, senatori e deputati, una volta per tutte dichiarino che su questi temi non ci può essere mediazione strumentale, non ci può essere mediazione
Si stanno mediando tante cose, ancora una volta, noi abbiamo parlato tanto di rinnovamento, in realtà vediamo che i meccanismi imperanti nella formazione delle coalizioni e delle liste sono assolutamente quelli, e meno mascherati addirittura del passato. Allora può essere questa l'occasione per dire ad alta voce che in generale non vogliamo che si medi in base al politichese cosiddetto ai meccanismi, ma specie su questo tipo di temi? Non dimentichiamo che molto recentemente se non fosse morta Eluana Englaro, pochi minuti dopo sarebbe stata emanata una legge. Morta non era più necessaria, è un tema che si è chiuso. Perché? L'emergenza, la mediazione, la contrapposizione. Lo sfruttamento, esattamente, io di questo voglio parlare. E allora in questo senso penso che dovremmo essere veramente rigorosi tutti quanti e pretendere che se mediazione può esserci sui meccanismi economici, sulle scelte finanziarie e via dicendo, sulle compatibilità, ammesso che poi vabbè, il discorso ci porterebbe lontano, sulle compatibilità di bilancio e via dicendo, mai mediazioni di questo genere dovremmo sopportarle e dovremmo accettarle mai più su questi temi. Un esempio, ecco, ci riguarda molto da vicino come donne, voglio ritornare su questo argomento perché si è parlato di utero in affitto, no? Quindi parlando di utero in affitto si parla di fecondazione medicalmente assistita, di progressi scientifici su questa materia. Guardate, una delle leggi più pasticciate, più frutto di compromesso tra forze politiche contrastanti, ma proprio frutto di mediazione, è stata la legge 40, quella che ha regolato l'accesso alle pratiche e alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita. Ne abbiamo fatto una trasmissione. È venuto fuori un pasticcio dal punto di vista scientifico proprio inficiato da tutte e superato già in quel momento, non aderente a tutto quello che scientificamente si conosceva. Dal punto di vista giuridico, e ci sono persone molto più preparate di me in questa sede, è una legge che man mano è stata smantellata dalla nostra stessa Corte Costituzionale. Perché? Perché si è voluto, mediando, in maniera assolutamente ipocrita e per potere politico, si è voluto legiferare su qualcosa su cui invece ecco, il buonsenso, l'onestà intellettuale, la scientificità a cui facevo cenno nel mio primo intervento, avrebbero dovuto fare da sfondo obbligatorio. Allora, se un senso si può trarre quando parliamo di queste cose, credo che sia proprio questo. Ci sono argomenti che attengono al diritto, che attengono ai diritti di cittadinanza, ai diritti umani, sui quali non bisognerebbe mai consentirsi di mediare. D'accordo con quello che ha detto lei, completamente d'accordo. Non si può mediare su cose così importanti e non si può ignorare che in qualche modo la scienza ci costringe ad andare avanti, anche se questo non è sempre piacevole.